Benvenute a tutte e a tutti ad un altro appuntamento del nostro ciclo di webinar Così diversi, così uguali. Oggi la nostra speaker è la direttrice del Dipartimento di Lingua e Letteratura, la professoressa Antonella Riem. La professoressa Riem non ha anche lei bisogno di presentazione come la maggior parte dei nostri ospiti, però ci piace ricordare alcune cose di Antonella. Innanzitutto che è professoressa ordinaria di letteratura inglese e poi Antonella, dobbiamo dirlo Antonella, sei stata la prima laureata della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Udine. Ma Antonella è stata anche la prima preside della Facoltà di Lingue e la prima presidente della Conferenza Nazionale dei Presidi delle Facoltà di Lingue. Antonella è stata anche prorettrice vicaria nel 2014 ed è esperta di letteratura inglese, ma con una particolare propensione per la letteratura australiana, se non sbaglio. Oggi la professoressa Riem ci parlerà di letteratura e donne. Il titolo dell'intervento inizia con Her Stories e ci incuriosisce molto. E quindi Antonella, you have the floor. Grazie Valeria e congratulazioni per questo bel percorso che stiamo facendo insieme. Purtroppo non sempre è facile seguire, ma insomma poi abbiamo la possibilità di riascoltarci. Allora, il titolo, come giustamente dice Valeria, Her Stories, è un termine molto usato dalle femministe anglosassoni, perché voi sapete che la storia in inglese si dice history, his è il pronome maschile, e quindi sono le storie al femminile. Per contestualizzare molto rapidamente, ovviamente questo intervento si basa sulla Biocultural Transformation Theory di Riane Eisler, quindi fra il mondo che viene definito da lei di partnership e il mondo di dominio, e parleremo rapidamente di alcuni personaggi femminili in Shakespeare, perché ho pensato fosse meglio concentrarci su un autore. Per chi di voi non conoscesse Eisler, consiglio i suoi testi, che sono veramente molto interessanti, pubblicati tutti dalla collana Hall che dirigo. Lei è una studiosa novantenne, scrittrice, attivista sociale, che è scampata all'Olocausto, ha vissuto a Cuba e adesso vive negli Stati Uniti. Diciamo che avendo incontrato il suo grande lavoro, ho fondato nel 98 il Center for Partnership Studies dell'Università di Udine, che come sapete mette insieme una serie di studiosi, di centri di ricerca di università, che utilizza questo approccio interdisciplinare nello studio delle lingue, delle letterature, delle culture del mondo. Diciamo, per entrare nel vivo, che Eisler spesso si confonde la parola partnership utilizzata nel senso diciamo di Eisler con un termine economico, lo dico per le colleghe economiste che ci stanno ascoltando. In realtà partner originariamente significava compagno o compagna, e solo in seguito, solo in tempi più recenti, è diventato appunto un termine che definisce il partner negli affari. Quindi Eisler usa questo termine per definire due tipi di società, quella che lei chiama mutuale, di collaborazione, di relazione, di partnership appunto, e quella che invece lei chiama di dominio, che è spesso identificata con quella patriarcale, ma non necessariamente c'è questa identificazione, perché potrebbe anche essere una società matriarcale. Quello che conta per Eisler è la struttura della società. Se la società è basata su una visione gerarchica, su un modello piramidale, è una società di dominio, altrimenti se è una società basata sulla figura di quello che lei utilizza nel titolo del suo famoso libro Il calice e la spada, quindi sul calice, la condivisione delle cose, la comunità, come vedremo poi nelle commedie di Shakespeare, allora è una cultura di partnership. Quindi per Eisler queste due culture diciamo sono presenti in contemporanea, a volte quella di partnership si apre di più, prende di più il sopravvento, altre volte è quella di dominio.
Infatti, per esempio, nella gerarchia elisabettiana, periodo in cui viveva Shakespeare, il mondo di dominio era rappresentato dalla cultura dell'order and degree, dell'ordine e del grado. Quindi la società era rigidamente strutturata a dominio maschile. Quindi c'era una rigida gerarchia cosmica, politica, sociale e anche fra maschile e femminile, diciamo. Nel modello di dominio Eisler spiega molto bene che è la violenza, diciamo, nelle sue varie forme, sia violenza fisica che psicologica, ad avere il predominio. E quindi Shakespeare, soprattutto nelle tragedie, sembra presentarci e a volte addirittura esaltare questo mondo asservito alla scala gerarchica, alla gerarchia. Ma al tempo stesso però anche nelle tragedie ci presenta delle figure femminili molto interessanti che poi trovano una più ampia libertà nelle commedie. Quindi diciamo che nelle società di partnership, per specificare un pochettino meglio, mentre nelle società di dominio esiste un ordine precostituito delle classi sociali che non si possono travalicare, nel mondo di partnership invece i ruoli non vengono imposti, diciamo ci sono comunque delle gerarchie che Eisler chiama di attualizzazione, nel senso che chi è più competente in alcuni ambiti può in determinati momenti condurre il gioco, diciamo così, ma non è un ruolo stabilito, fisso e permanente. Quindi un altro critico molto interessante, che era un grande uomo di pace, un grande studioso della pace, che era Eckhard Krippendorf, definisce le commedie di Shakespeare, in particolare, il regno della libertà. Perché nelle comunità di partnership presentate da Shakespeare nelle commedie esiste una comunità che condivide e che ci mostra come governare non è soltanto governare per le donne la casa in queste comunità femminili, ma anche il mondo, e lo si può fare con grazia, con ironia, con immaginazione, con creatività e saggezza, anche divertendosi, diciamo così. Quindi brevemente vi faccio alcuni esempi. Allora, la famosissima tragedia di Macbeth, tragedia dell'uomo ambizioso, spinto da sua moglie, Lady Macbeth, famosa, terribile donna che vuole abbandonare completamente la sua femminilità per spingere il marito verso l'uccisione del re Duncan e quindi verso il potere, l'acquisizione del potere. Come forse saprete, in Macbeth è influenzato, secondo alcuni critici, dall'apparizione, subito dopo una battaglia molto sanguinosa, dove lui uccide il traditore di re Duncan, incontra delle streghe, incontra 3 streghe che in linguaggio poetico, e questo è molto interessante in Shakespeare perché dà alle streghe il linguaggio poetico, mentre il mondo del patriarcale di dominio è caratterizzato dalla prosa, diciamo così. Le streghe fanno una profezia, diciamo, e però alcuni critici ovviamente dicono che le streghe sono elementi demoniaci che corrompono l'eroe Macbeth e lo costringono al male. Altri critici, fra cui Terry Eagleton, fa diciamo una critica molto sovversiva rispetto a questa visione e addirittura la rovescia completamente e ci dice che le streghe sono l'unico valore positivo in Macbeth, perché dice che le streghe, per quanto poco la tragedia lo riconosca e anche i critici, danno spazio, danno voce in qualche modo ai pensieri presenti in Macbeth, ai pensieri ambiziosi, e loro però rendono chiaro che cosa significa veramente, mettono a nudo, diciamo, questo mondo patriarcale e gerarchico come un pio autoinganno di una società che è già basata sull'oppressione, sulla guerra, sulla violenza. Quindi le sisters, le sorelle, come sono chiamate da Shakespeare, praticamente vivono ai margini di questo ordine violento e patriarcale
e rappresentano un altro modello, una sisterly community, una comunità di sorelle che vive ai margini, vive nel mondo della natura, nella brughiera, quindi loro sembrano non interessarsi molto delle liti tribali di Macbeth e tutti gli accoliti intorno al regno di Duncan e degli onori militari che sono già molto fortemente caratterizzanti il mondo di dominio. Quindi nella tragedia, diciamo, e nella commedia si contrappongono degli atteggiamenti diversi nei confronti del mondo. Ci sono due possibilità diverse di essere al mondo, due cosmologie, due modi di intendere la vita diversi. Uno è il destino nelle tragedie, imposto da un dio maschile e punitivo, e l'altra è la libertà raggiunta dall'essere umano in piena autonomia attraverso l'espressione proprio anche della creatività, che corrisponde appunto al modello di partnership. Un'altra cosa interessante è che nella tragedia, la tragedia parla di un eroe in genere, un singolo che combatte solitario contro le avversità e i pericoli del mondo, uno contro tutti, diciamo, e ad un certo punto questo uno contro tutti si rende conto che non può vivere senza gli altri, quindi la hybris e la presunzione di infallibilità viene a cadere, ma questo ormai è troppo tardi. La ruota, il ciclo cosmico porterà questi eroi ad arrivare al potere e poi a cadere in una sorta di ciclo continuo. A subire questo tipo di sorte tragica sono personaggi maschili in genere, quindi la cosmologia tragica si fonda su una cosmologia maschile e patriarcale e questa realtà che loro vivono è caratterizzata dalla totale mancanza di libertà, mentre invece la tragedia esalta in qualche modo, mette al centro dei contenuti monarchici, autoritari, assolutistici e comunque non democratici, mentre invece la commedia fa altro, mette al centro la persona, la piccola comunità, l'essere umano, senza alcuna differenza di genere, vedremo, pur ovviamente nella diciamo nel limite che si può immaginare nella società elisabettiana. Allora, un altro esempio è l'Antonio e Cleopatra. Antonio, grande colonna dell'impero romano, si innamora perdutamente di un amore profondamente sensuale, e entrambi sono persone adulte, di Cleopatra, e rappresentano due modi diversi di intendere il mondo. Ovviamente Antonio viene dal mondo patriarcale, di dominio, guerresco dell'impero romano. Lei è imperatrice regina d'Egitto, che rappresenta un mondo sensuale, caratterizzato dalla partnership, e ovviamente, siccome la sua popolo dipende da lei, cerca di difendere questo mondo in tutti i modi possibili. Cleopatra incarna, è regina imperatrice, incarna la grande madre, che porta abbondanza, crescita, gioia, e infatti spesso è identificata con degli animali sacri, il serpente e anche il coccodrillo, che rappresenta la fertilità del fiume Nilo, che appunto straripando porta benessere all'Egitto, e quindi lei anche per Antonio, anche nel suo rapporto con Antonio, rappresenta la madre, l'amante, la custode del seme della vita, e quindi rappresenta anche una figura del divino femminile. Ovviamente Antonio dai suoi viene definito come un vecchio un po' intontito dalla bellezza seduttrice di Cleopatra, e per esempio vi leggo due versi dove si dice vengono i due amanti, sta bene attento, e in lui vedrai la terza colonna del mondo trasformata nel buffone di una sgualdrina, attento e vedrai. Mentre invece sentiamo in un altro, questo è sempre il primo atto, subito dopo, vediamo come i due amanti si vedono. Quindi Antonio viene giudicato dal mondo occidentale come un rappresentante di Marte che ha tradito la spada,
quindi ha tradito la violenza, la guerra, che è il fulcro del paradigma di dominio. E lo fa dice sempre, continua chi parla, per raffreddare i calori di una zingara, per trasformarsi nel buffone di una sgualdrina, e così via, insomma, come potete andare a vedere nel testo. Mentre invece i due amanti si descrivono in termini completamente diversi, che sono molto vicini ai termini della commedia, in termini gioiosi, e si dicono in questo dialogo: Cleopatra, se è vero amore, dimmi quanto. E lui risponde: è povero quell'amore che può essere calcolato. E lei: fisserò una frontiera per l'amore. E lui, in una famosissima verso shakespeariano, dice: devi allora scoprire un nuovo cielo, una nuova terra. Quindi Antonio si apre totalmente, completamente all'amore con Cleopatra, e i due addirittura assimilano l'uno l'aspetto dell'altra, nel senso che lei diventa, fra virgolette, più maschile, lui diventa più femminile, quindi si trova appunto un equilibrio fra i due aspetti che ovviamente la psicanalisi ce lo insegna, sono dentro di noi, sia una parte maschile che una parte femminile. Poi brevemente altre figure femminili nella tragedia, per esempio l'Ofelia di Amleto. Ofelia, la giovane donna innamorata, schiacciata dal potere incarnato dal patriarca, dal padre Polonio, dal fratello Laerte, ma anche da Amleto stesso, che pur la ama, finisce per suicidarsi nel fiume, in una famosa scena. Quindi ovviamente questa è la tragedia del femminile, delle storie al femminile all'interno del mondo patriarcale: o sono sottomesse o spesso uccise in virtù di una visione del mondo. Mentre invece nelle commedie tutto si rovescia. Per esempio nelle Merry Wives of Windsor, nelle allegre commedie di Windsor, ma wives significa le mogli, ci indica già nel titolo uno spostamento dalle tragedie dove il protagonista è sempre un uomo, alle donne di questa comunità di campagna. Le comari sono gioiose, vogliono cogliere ogni occasione di innocente e smaliziato divertimento, ma anche di farsi beffe un po' di uno spiantato gentiluomo che è Falstaff, che viene da altre tragedie e che qui appare un po' come figura molto interessante, ma non abbiamo tempo di approfondire. Quindi tutte le donne qui si mettono insieme, compresa la giovane figlia Anne Page, che ovviamente il padre vorrebbe maritare con un uomo che lei non ama come contratto matrimoniale, ma lei, nella confusione creata dalle donne più adulte, dalle donne già sposate, in tutti questi giochi un po' carnaccialeschi che si creano attraverso la figura di Falstaff, che vorrebbe sedurre due di queste dame, e invece loro lo coinvolgono in una serie di giochi, appunto. Alla fine Anne Page riuscirà a sposare l'uomo che ama, e questa unione fra un giovane uomo e una giovane donna all'interno della comunità porta alla rinascita, diciamo, della comunità stessa. Quindi è un universo che si rinnova, non è un universo che ciclicamente ritorna sempre allo stesso punto per produrre la stessa tragedia. Quindi qui sono le donne, vi dicevo, le Merry Wives, che decidono di giocare con Falstaff per aver osato attentare alla loro fedeltà mulibre, però non c'è del sarcasmo nei loro scherzi, che sono poi anche dei giochi un po' iniziatori rispetto all'ambiente in cui avvengono appunto all'interno della natura. Quindi Falstaff stesso diventa addirittura il referito dei riti stagionali di Jessie Weston, che deve perdere la sua corona, le sue corna, deve morire simbolicamente per lasciare spazio al rinnovamento, alla trasformazione. Quindi le Merry Wives impongono una serie di
mascheramenti, ovviamente sapete che nei rituali sacri pagani il mascheramento, l'uso della maschera e di altre forme, la pelliccia di animale e così via, avevano un significato di trasformazione. E così cosa succede? Che alla fine di tutto questo andirivieni, di giochi, di scherzi, di ambiguità, Anne Page alla fine si sposa con il suo amato, si congiungono tutti insieme come comunità e così come comunità gioiscono amabilmente, ridono insieme, ma anche ridono con la persona di cui si sono prese gioco, quindi non c'è nessuna tragedia, appunto. Alla conclusione, atto quinto, Madonna Page, oi basta coi mugugni, Mastro Fenton, il Dio vi mandi molte, molte giornate allegre, marito mio, che ognuno se ne vada a casa sua e rida di questo diporto, accanto a un fuoco campagnolo, quindi è anche la differenza fra la reggia e la campagna. E voi, Sir John Falstaff, assieme a tutti gli altri, quindi anche la persona di cui ci si è fatti gioco partecipa a questa allegria finale che rigenera tutto. Stessa cosa accade in A Midsummer Night's Dream, dove inizialmente siamo in un'atmosfera abbastanza cupa, i giorni lieti sembrano lontani, Teseo e Ippolita alla corte di Atene. Teseo rappresenta la tipica figura patriarcale, ha combattuto Ippolita con la spada, regina delle Amazzoni, e l'ha sottomessa e sposata. Quindi diciamo che questo è l'inizio, però c'è un corrispettivo, un mondo corrispettivo di sogno, diciamo così, che vive nel bosco, dove poi attraverso tutta una serie di indirivieni anche lì si incontreranno tutti i personaggi e ci sarà una grande trasformazione, dove vivono Oberon e Titania, un'altra coppia di sposi, anche loro un po' litigiosi all'inizio, quindi come vendetta per il comportamento che Oberon ritiene troppo indipendente di Titania, insomma ci sono una serie di scherzi, però c'è anche una rappresentazione, nel teatro è molto importante in Shakespeare e di solito porta delle rivelazioni molto diciamo profonde, che ci fanno capire molto, e quindi nel bosco sacro dove tutto si rovescia, vediamo questo, ecco, gli amanti pieni d'ogni felicità, siate liberi, nobili amici, la felicità e i lieti giorni dell'amore accompagnino i vostri cuori. E anche Teseo alla fine si unisce e dice: cari amici, a letto, le nostre feste dureranno per 2 settimane, trascorreranno in notturni tripudi e in gioia sempre rinnovata. Quindi, come vediamo in maniera molto sintetica, come vi dicevo, la commedia alla fine rende possibile l'inverosimile, la fine violenta della tragedia è l'unico modo per far ricominciare la vita da capo, ma nella commedia, come dice Krippendorf, il destino della comunità si trasforma in libertà, e quindi le commedie possono essere briose, immaginifiche, sorprendenti e creative, e ci ricordano di amarci come comunità con gioia, gentilezza e di portare allegria nelle nostre vite, per ridere, come dice alla conclusione di The Merry Wives of Windsor, per ridere di questo diporto accanto a un fuoco campagnolo. Grazie. Grazie Antonella per questa bellissima cavalcata tragedia shakespeariana. Quindi chiedo di comparire a chi vuole fare una domanda oppure di scriverla nella chat, ma a me viene intanto una domanda. Ci hai distinto molto chiaramente la prospettiva della tragedia e della commedia, come c'è in fondo anche un po' più di libertà e fantasia, no? Nella commedia. Ti chiedo questo: secondo te complessivamente si può dire che la figura di Elisabetta abbia comunque influenzato la visione della donna shakespeariana e degli autori dell'epoca? Perché in fondo anche Elisabetta è una figura particolare.
Certo, assolutamente, ma devo dire che comunque Shakespeare, essendo nato in campagna, diciamo, ha vissuto più da vicino, da giovane, questo tipo di mondo campagnolo, e ovviamente la campagna e la città avevano questa forte differenza di gerarchia molto rigida, che anche Elisabetta stessa, insomma, doveva rispettare. Però certamente avere una donna come regina ha dato alcune possibilità ai nostri autori, in particolare Shakespeare, e lo vediamo in quel stupendo film che rende benissimo l'atmosfera del mondo elisabettiano, che è Shakespeare in Love, che se non avete visto vi consiglio, che presenta in maniera molto fine, tra l'altro, per chi conosce i drammi di Shakespeare, li presenta in maniera molto fine, è piena di citazioni, di rimandi all'opera stessa, quindi ovviamente la figura di Elisabetta dà uno spunto di partnership, se così vogliamo dirlo, anche se Elisabetta ha dovuto essere una regina di ferro, reprimendo tutte le possibilità di ribellioni, di guerre interne, insomma, quindi diciamo che ha dovuto trovarsi in equilibrio e a volte in difficoltà rispetto a delle modalità diverse, insomma. Grazie. Ci sono delle domande, delle curiosità che vogliamo porre alla nostra professoressa Riem? Allora, io se Francesco? posso, sì, volevo così fare una riflessione e poi fare una domanda alla professoressa. Intanto partendo da Shakespeare in Love sarebbe stato bello anche che ci avessero fatto vedere il lato bisessuale di Shakespeare e non soltanto quello etero. Però volevo spostare l'attenzione su la prima parte del titolo della relazione di oggi, Her Story. Le storie si scrivono, le storie cambiano anche a seconda dei punti di vista, anche a seconda dei metodi con cui raccontiamo queste storie. Mi è parso di cogliere nella lettura che ci ha offerto una lettura psicanalitica delle figure shakespeariane, del teatro shakespeariano. Ecco, mi pare, ma questa è proprio un'impressione da lettore, non da studioso, che un approccio psicanalitico potrebbe portarci, ecco, ci vedo questo rischio, a universalizzare dei ruoli e delle funzioni che le persone assumono all'interno della società, facendoci un po' dimenticare che quei ruoli, che in questo caso sono ruoli di genere, sono determinati da rapporti di potere all'interno di quello specifico contesto sociale, e che quindi si atteggiano in modo a prescindere, diciamo, da un approccio che potremmo definire essenzialista e che ci potrebbe portare a, come dire, a descrivere in maniera tutta positiva un certo ruolo di genere in opposizione a quello maschile, per esempio. Ecco, c'è un pericolo, cioè lei pensa che ci possa essere un pericolo di sovrainterpretazione attraverso una lettura psicanalitica, cioè c'è il rischio che noi proiettiamo delle nostre visioni di oggi alla luce dei rapporti di potere che oggi abbiamo tra i generi all'interno della nostra società nel, per esempio, teatro shakespeariano. Ricordava Valeria poco fa la figura di Elisabetta, però vorrei anche aggiungere che c'erano leggi che proibivano la presenza delle donne in quanto attrici nel teatro shakespeariano, e anche questo come dire, questa transizione costante, lei ne ha parlato anche, delle donne che si mascolinizzano e viceversa, era sicuramente, probabilmente era anche reso possibile dal fatto che chi impersonava la donna era effettivamente un uomo in senso biologico. Ecco, questa era una riflessione, quindi la domanda è: c'è un pericolo di sovrainterpretazione in un approccio psicanalitico? Ma allora, guarda, Francesco, diamoci del tu innanzitutto. Il mio non è tanto un approccio psicanalitico, anche se la psicanalisi mi interessa, soprattutto quella junghiana, devo dire, quindi forse più un approccio archetipico. Ma l'approccio di Eisler è un approccio socioculturale, quindi lei, la cosa molto interessante che dice
e che trova delle continuità nelle società del mondo, a prescindere dalla situazione storica. Vediamo se trovo la citazione. Sì, dice che in maniera analogica rispetto alla teoria della trasformazione culturale, che è la sua teoria che riguarda il mondo di dominio e il mondo di partnership, non esiste differenza, e questa è una cosa molto forte che lei dice proprio nell'introduzione del suo libro Il calice e la spada. Non esiste differenza fra la Germania di Hitler, l'Iran di Khomeini, il Giappone dei samurai, gli Aztechi della Mesoamerica, la Cina di Mao e il fondamentalismo religioso di qualunque colore, perché dice tutte queste società, per altri versi ampiamente diverse, ovviamente collocate da un punto di vista geografico, storico, molto lontane, non solo sono rigidamente a dominio maschile, e qui potremmo dire a dominio maschilista o patriarcale, come lo vogliamo definire, ma possiedono anche una struttura sociale generalmente gerarchica, autoritaria e un alto grado di violenza sociale, cioè la violenza è uno strumento di dominio, in particolare di bellicosità. E in questo senso non credo che questa sia una sovraimposizione di quello che pensiamo noi adesso, ma questo poi è sempre successo, ogni epoca ha letto la letteratura dalla sua prospettiva, e questa è la bellezza e la grandezza anche della letteratura, dove noi portiamo anche il nostro contributo, chiaramente a Shakespeare. Tu prima parlavi della questione della proibizione alle donne di recitare, che ha portato tutta una serie di possibilità al teatro elisabettiano, proprio di giochi di ruolo, di ambiguità che noi troviamo nei doppi mascheramenti dei personaggi, che nel bosco chi è donna diventa uomo e viceversa, quindi molto, secondo me, aperta a tutte le questioni di genere, non soltanto appunto a quella del maschile e del femminile, e che ovviamente è il mio focus in questo breve talk, perché ovviamente Eisler è assolutamente aperta a tutte le questioni di genere o dei generi e alla differenziazione possibile, quindi c'è una grande attenzione da parte sua rispetto a questo. Quindi, per rispondere insomma alla tua domanda, sì, è abbastanza naturale che noi leggiamo dal nostro punto di vista, e non trovo nulla di male in questo, nel senso che noi siamo noi, Shakespeare era Shakespeare, non abbiamo vissuto nello stesso tempo, lo abbiamo tanto letto, tanto studiato, molto amato, però è chiaro che lui sapeva bene cosa voleva dire fare l'attore in un periodo in cui non era proprio il massimo fare l'attore, anzi venivano insomma trattati come degli zingari, dei rom, come persone poco grate, seppur anche lì con un'ambiguità, dove avevano il patronage di qualche grande nobile o addirittura del re stesso, e così via. Però le persecuzioni nei loro confronti sono state molto forti, proprio perché portavano all'interno del dramma, della recitazione, del teatro, anche questa ambiguità di genere. Grazie. Grazie a te. Nicola Gasbarro, prego. Ciao Nicola, come stai? Bene, tutto bene, grazie di questo bellissimo intervento. Io intervengo per chiederti una cosa molto, molto semplice, che in antropologia torna spesso, cioè l'immagine della strega e il rapporto strega-potere, no? Sì. E voglio dire, caratterizza anche la modernità occidentale a partire dal Malleus Maleficarum, eccetera, no? Fino alle streghe sono tornate, un leitmotiv che continuamente nella nostra cultura. Mi interessava più particolarmente il rapporto che c'è tra, come dire, commedia progressista e stregoneria, no? Nel senso che le streghe hanno questo valore, come dire, di ribellione, di rivendicazione rispetto al potere maschiocentrico,
però sono anche demoniache perché il potere maschiocentrico è identificato evidentemente con il dio maschio, con il cristianesimo, col monoteismo sostanzialmente. Certo. Allora ti chiedevo se in Shakespeare non ci sia anche una rivalutazione, virgolette, umanistica, non solo del ruolo della strega, ma di tutto ciò che essa rappresenta nella contrapposizione tra paganesimo e cristianesimo. Ah sì, assolutamente. Che mi interessa molto da un punto di vista storico-religioso, come puoi ben immaginare. Dal mio punto di vista, certo, c'è, e in realtà appunto la differenza fra tragedie e commedie è proprio questa, che è una delle tante, ma insomma diciamo, l'approccio pagano al mondo, anche appunto nell'uso di Falstaff, che viene fatto travestire con le corna di cervo, quindi diventa una figura mistica per il mondo pagano, ma in qualche modo all'interno di una satira, se vogliamo, seppur leggera, di un momento di commedia, appunto. Certamente sono i due mondi, quello di dominio patriarcale della religione, con un unico Dio dal quale discende il re di diritto divino, e invece un mondo che, essendo campagnolo, è ancora molto più vicino alla natura, quindi alla cura degli animali, al taglio della legna nel bosco, alle cerimonie, fra virgolette, stagionali, che sono tipiche. Come dice Eagleton, le streghe di Macbeth, anche dalla nostra critica italiana, dai grandi studiosi di Shakespeare italiani, ma non solo, sono sempre state viste, lette come strumento di corruzione del demonio. Non dimentichiamoci che Macbeth è stato scritto quando governava Giacomo I, che ha scritto un libro sulla demonologia, era interessato stranamente, paradossalmente, diciamo più che stranamente, a tutto il mondo della stregoneria, perché poi non dimentichiamoci che la caccia alle streghe nasce anche da una profonda invidia, fra virgolette, delle conoscenze, dei saperi che non erano solo delle donne, erano in gran parte delle donne, quindi le ostetriche, le erboriste, che avevano una conoscenza della farmacopea naturale che la medicina, che allora stava nascendo, non aveva. E quindi c'è tu hai citato appunto l'Inquisizione prima, c'è anche questo aspetto, non a caso, e qui lo dico a favore di Carlo, non a caso la professione medica, così come la conosciamo adesso, ovviamente si è molto evoluta, ma la professione medica nasce in quel periodo, proprio durante il periodo dell'Inquisizione, della caccia alle streghe, che appunto aveva anche come scopo quello di distruggere un tipo di medicina, di terapia, di cura, insomma, che aveva una conoscenza molto approfondita del bosco, del pagus. Bene, professoressa Riem, cara Antonella, ti ringraziamo tantissimo per questo tuo bellissimo talk, che ovviamente ci ha anche fatto venire voglia di rileggere le opere di Shakespeare. Bene. Quindi grazie infinite di aver partecipato, e poi ci rivedremo quando terrai la lezione al corso per gli studenti Pari Opportunità e Inclusione. Prima di salutare tutte e tutte, io vi voglio ricordare che la prossima settimana abbiamo come ospiti la professoressa Rossana Vermiglio, che è professoressa ordinaria di analisi numerica, e Luisa Vermiglio, che è attrice, e ci parleranno della matematica in un modo diverso. Infatti il titolo del talk si chiama Matematica sostantivo femminile, quindi un modo originale di parlare delle donne, la presenza delle donne e il loro rapporto con la matematica. Ringrazio tutte e tutti e vi auguro un buon fine settimana.